Tarallo dei 3, subito una frusta, o anche una strappata ma Ferretti si difende. Palla che danza, Togliolini si ferma il tempo, palla di 3,50 allo scagliere. Dalla porta, Ferretti si prende bene il palo da parte di Ferretti che sta giocando sicuramente più aggressivo. Ammazza davanti alla telecamera proprio. C'è rigore, gol da parte di Ferretti che si porta in vantaggio 1-0 per il giocatore di Torino, della provincia di Torino, di Caluso. Veronica da parte di Tarallo non riesce a trovare lo specchio della porta. Gol, pareggio di Tarallo dalla mediana. Mirko Tarallo che arriva da Ovest, esattamente dal litorale romano. Uno pari, quando mancano 2 minuti e mezzo, 2-1, adesso si porta in vantaggio di nuovo Ferretti. Da sotto da parte di Tarallo Gruppo, adesso c'è il porto. Questa è giocata per portarsi una palla sui 3. Veronica addirittura dal primo minuto. Gol da parte di Tarallo che pareggia dalla mediana ancora, 2 pari. Belle giovani promesse. Al centro del campo, adesso nella parte della difesa di Tarallo che prova a uscire dalla porta, va sui 3. Prova una stampata con il centrale. Addirittura fare una strappata con il primo. Gol da parte di Ferretti, 3-2, si porta ancora in vantaggio. Un minuto allo scagliere. Ora Ferretti dalla porta. Palla che gira. Nulla di fatto ancora. Però questa Ferretti dalla porta quando mancano dall'attacco, scusate, quando mancano solo 15 secondi. E finisce questa prima frazione 3-2 per Ferretti. Adesso ci saranno
Altri 4 minuti e mezzo a disposizione per questi ragazzi per vedere chi sarà il numero 1 d'Italia 2012 categoria esordienti. Batterà Tarano Mirko dalla porta. 3, 2, 1, si parte. Palla fuori, palla per Tarallo Mirko dalla porta. Vedete il fair play che c'è per questi ragazzi. Gol da parte di Ferretti, 4-2, 3 minuti e 20, adesso Tarallo deve spingere per riprendere il match. Ancora Tarallo dalla mediana, sono 3 gol che fa dalla mediana, più efficace della mediana che dei gol. Guardate la parte di Ferretti. Tarallo che fa pressing. Palla fuori, palla per Ferretti quando mancano 2 minuti e 15, ancora metà della seconda frazione a disposizione. Spartono già da piccoli. Tarallo dai 3. Nulla di fatto ancora. Preciso. Gol da parte di Tarallo Mirko che trova il gol dai 3 dopo diversi tentativi, 4 pari e adesso la partita si fa seria. 1 minuto a disposizione. Ancora una 5. Palla dai 5, dai 3. Ricordiamo
ricordiamo che in caso di parità si andrà ad oltranza, quindi chi segnerà per primo avrà vinto. Gol da parte di Tonno, vai! 7 secondi dalla fine Dai! si porta in vantaggio. Vai mostro! E finisce Mostro! l'incontro, campione d'Italia 2012, Carallo Mirko da Roma, un applauso per Ferretti, Gianluca da Torino. Bravi ragazzi, avete fatto vedere uno spettacolo vero, le piccole promesse grandiosi, ma ora è il momento di dare soddisfazione e gioia a queste bimbe che da stamattina stanno aspettando questa finale. Il talento, abbiamo la categoria baby, ovvero junior, bimbi da 6 a 9 anni. Quindi abbiamo